Qua per Campodoro, Villafranca, lo vedevi, girava col coltello, ma andava fermato prima perché una sera qua in bar aveva il coltello e i carabinieri sono arrivati, l'avevano portato via, dopo lui non so se è scappato, è riuscito a tornare, ma paura no, però secondo me andava fermato prima. Poi uno essere 3 giorni in giro, lo vedevi girare in bicicletta alle 5-6 mattina, cioè. La frase ripetuta di bocca in bocca, Giacomo Friso, il 34enne in stato di arresto per l'omicidio di Michael Boschetto, secondo l'agente di Villafranca Padovana, non era in sé in questi giorni e spesso sarebbe stato visto girare con un coltello in mano. A confermarlo è il titolare del bar del centro. È venuto qua e ha avuto problemi l'altro giorno. L'altro giorno sono problemi. Hace 2 anni non l'ho visto. Solo l'altro ieri sono per me volta a Quatale. Quando Quatale, io disse la persona non è buono, chiama carabinieri e via, perché il cliente non buono non le piace, capito? No, è stato venerdì mattina che mi ha raccontato lui che a Camisano i carabinieri lo hanno portato in ospedale perché era fuso anche lì e gli ho detto guarda che prima o dopo se fai qualcosa, gli ha detto che a lui non gli interessa niente di morire. Nessun atto era arrivato in questi giorni però sulla scrivania del sindaco di Villafranca, Fausto Dorio. Ufficialmente non ero mai stato avvisato di questo e quindi non avevamo neanche messo in moto l'alert che in questi casi dovrebbe essere attenzionato. Non aveva avuto una vita semplice. La comunità lo conosceva, però non pensava arrivasse a tale azione. A Michael Boschetto e alla famiglia la vicinanza del primo cittadino. Era un ragazzo che stava cercando di venire fuori da un percorso abbastanza difficoltoso e ha lasciato molto rammarico, stava cercando di fare il suo bene, insomma. Non era uno che ha avuto fortuna nella vita. Un dolore enorme che esprime a nome di tutto il paese. 2 ragazzi di 30 anni che si sono giocati la vita, non va bene.